Buonasera, bentornati nei nostri studi per l'approfondimento del lunedì. In questa puntata parliamo del recente sinodo per la regione panamazzonica che si è concluso alla fine di ottobre, un sinodo speciale dei vescovi per parlare di questa regione del mondo, ma lo vedremo nel corso della trasmissione, una zona del mondo che in realtà poi parla al nostro territorio, alle nostre coscienze, insomma alla nostra persona. La parola chiave del sinodo, potremmo dire, è proprio conversione, che poi si declina in alcuni aspetti e lo vedremo: conversione integrale, si è detto, una conversione pastorale, una conversione ecologica e poi anche culturale. Abbiamo ospiti in studio e contributi che vedremo nel corso di questa puntata. Abbiamo invitato due persone, chi meglio di loro potevano parlare insomma del sinodo dell'Amazzonia, perché abbiamo con noi due missionari che per tanti anni sono stati in quella zona. Padre Lino Tagliani, buonasera. Buonasera. E padre Saverio Garello, buonasera. Buonasera. Sono missionari della Consolata che ora si trovano a Cavi di Lavagna, nella struttura appunto lavagnese. Padre Lino 25 anni nella regione amazzonica, padre Saverio una quindicina d'anni appunto di missione. Subito al volo, perché secondo lei è stato importante questo sinodo e che cosa dice anche al nostro territorio? Io penso che è importante perché sveglia un po' le nostre coscienze di capire che il mondo è un po' come una grande famiglia, una grande ragnatela dove siamo un po' tutti attaccati e tutti siamo responsabili gli uni degli altri. Ecco, spesso non si parla di questa zona del mondo. Adesso, anche grazie al Sinodo, c'è una sensibilità maggiore, sia verso quest'area del Sud America, sia verso altri problemi e altri temi. Padre Saverio, quanto è stato importante questo momento voluto da Papa Francesco? Se ne sentiva il bisogno, ha dato una scossa, ecco, a questi temi? Io credo importantissimo, no? Sottolineare non solamente ciò che conoscere questo nostro mondo che calpestiamo ogni giorno, che viviamo ogni giorno, eccetera, però incontrarsi con questa realtà che può portare tanti aspetti e certamente positivi. No? Molte volte siamo impressionati dagli effetti negativi, ascoltiamo questo, quell'altro, invece ecco, questa apertura, questa focalizzazione ci può dare grossi orientamenti, anche perché il mondo oggigiorno è sempre più piccolo, sempre più ristretto. Abbiamo rivolto questa domanda ad Andrea Tornielli, che dall'anno scorso è il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Lo ascoltiamo, intervistato da Emanuela Castello, poi ci ritroviamo in studio. Che opportunità è stata il Sinodo per la regione panamazzonica per la Chiesa universale? Io credo che sia stata un'opportunità innanzitutto di ascoltare e di rendersi conto della situazione che si vive in questa regione. Una regione che è vero è particolare, è un grande polmone verde, ma è particolare perché insegna anche qualcosa a noi, e cioè è un luogo dove vivono popolazioni indigene appartenenti a decine di etnie, lingue e culture diverse, e dunque il tema della convivenza, il grande tema dell'evangelizzazione sono in qualche modo stati affrontati perché insegnano qualcosa anche a noi, cioè la Chiesa di tutto il mondo ha qualcosa da imparare conoscendo qual è questa situazione e pensando, riflettendo come annunciare il Vangelo in queste situazioni. Rieccoci in studio e con noi al telefono, in diretta telefonica, la biblista Rosanna Virgili da Roma. Buonasera. Buonasera. Ecco, lei ha aperto il convegno diocesano sul nostro territorio pochi mesi fa. In quell'occasione aveva parlato della fragilità di questo mondo e aveva anche detto che spesso ci si ritrova ipocriti, molto spesso. Ecco, come il Sinodo in qualche modo toglie l'ipocrisia di fronte appunto a certe problematiche che ora devono essere affrontate sul serio, secondo lei? Beh, sicuramente lo fa perché la conversione chiede una sincerità, quindi diciamo un venire proprio, un venire alla verità. E davvero questa parola, che è la parola chiave almeno del documento finale che noi abbiamo potuto leggere,
come a conclusione proprio e a sintesi di quanto sia stato detto nei giorni del Sinodo, ci consola, è piena di luce, perché davvero la Chiesa ha bisogno di questa conversione. E l'uscita dall'ipocrisia è anche stimolata continuamente, appunto, attraverso quell'invito all'impegno di essere alleati dell'Amazzonia. Molto bello questo. La parola alleanza è tipica della teologia biblica. Se c'è proprio un aggettivo con cui Dio viene chiamato, è proprio l'alleato. E allora che la Chiesa diventi, no? Come Dio è l'alleato dei più poveri, di chi è lontano, di chi è dimenticato, di chi è scartato, così la Chiesa si fa proprio, come dire, presenza di Dio attraverso questo impegno di esserci nel mondo, proprio di mettersi in gioco e quindi anche di rischiare, di non mandare qualcun altro, ma andare personalmente lì ad attestare un legame, una responsabilità proprio verso, in questo caso verso l'Amazzonia, ma appunto verso tutti coloro che nel mondo non hanno altri alleati. Ecco, nell'occasione del convegno diocesano lei aveva indicato, come dire, 3 strade per arrivare all'essenzialità della fede: giustizia, misericordia e fedeltà. In questo senso il rapporto con i più poveri, per venire proprio al primo capitolo, diciamo, del documento finale del Sinodo, cioè quello sulla conversione integrale, proprio l'attenzione al povero. Ecco, i poveri ci insegnano, ci possono insegnare questo? Beh, sicuramente ci possono insegnare questo. Convertirsi allo stile di vita dell'Amazzonia è il titolo, no, del primo capitolo, e questo veramente colpisce, perché ci si potrebbe aspettare, no, proprio di chiedere invece una conversione all'Amazzonia, o comunque magari, no, per noi rispetto all'Amazzonia. Invece qui la conversione arriva dall'Amazzonia. Questo è molto bello, perché c'è tutto un apprezzamento, diciamo, che viene proprio portato allo stile di vita dei popoli dell'Amazzonia, alla loro semplicità. Qui appunto addirittura si parla di una vita semplice, una vita sobria, sullo stile di Francesco d'Assisi, cioè prima di tutto noi si riceve, ecco, la Chiesa riceve dall'Amazzonia, e questo gusto dell'armonia, della vita appunto armoniosa, anche, no, appunto la sensibilità ecologica assolutamente maggiore che quei popoli hanno rispetto alle altre come dire, presenze della natura dentro quel mondo. Ecco, diventa un Vangelo per noi, diventa un Vangelo così per la Chiesa. Quindi questo proprio tipo di relazione che viene qui contemplata nel Sinodo e nel documento, appunto, si vede molto bene, di reciprocità tra i cristiani che magari vengono anche dal mondo occidentale, come penso i 2 missionari che sono lì presenti, e i popoli che essi hanno potuto conoscere, e insomma la gente proprio dell'Amazzonia, una reciprocità che è ricchezza. Tra l'altro nel documento si dice proprio che l'Amazzonia è un messaggio di vita, che tra l'altro si esprime attraverso una grande varietà multietnica, multiculturale. Allora appunto colgo l'occasione per chiedere ad esempio a Padre Lino di raccontarci, ecco, questa esperienza di incontro con queste persone. Sì, penso che sia fondamentale questo, saper cambiare lo sguardo e gli occhi, perché incontrando questi popoli giustamente siamo un po' stati abituati noi a portare, a dare, invece di accogliere e di incontrare. Penso che lo sintetizzi molto bene un'esperienza con Naide Nama, che era un capo Witoto dell'Amazzonia colombiana, dove un giorno mi ha fatto queste domande. Eravamo sul fiume a pescare e mi dice: qual è secondo te la distanza più lunga che hai fatto? E io ho cominciato a raccontare che bene, tante ore di aereo, tante ore di canoa. Lui si è fermato, poi si è avvicinato a me, ha tirato fuori la mano,
l'ha appoggiato sulla mia fronte e sulla sua e ha detto: la distanza più pericolosa sono questi 20 centimetri che ci dividono tra il volto tuo e il mio volto, perché i tuoi occhi non vedono quello che vedono i miei occhi. Il tuo colore della pelle è diverso, la tua lingua è diversa, e questa è la distanza più complicata per noi, è saper vedere nell'altro, quindi saper convertire il nostro sguardo e il nostro cuore. Però, padre Saverio, oggi ci siamo dimenticati di poveri o comunque di saper guardare l'altro, secondo lei? Purtroppo sì, è un rischio che a mio parere si sta accentuando, perché per tanti motivi uno porta lo sguardo a se stesso, no? Si focalizza sul suo essere, no? E non vede, no? Per tanti motivi ciò che è attorno a lui, le esigenze e nelle persone e nel crescere insieme. Oggi vivere da soli vuol dire essere perduti, no? E questo l'ho imparato fin dall'inizio, quando mi sono avvicinato, mi sono catapultato lì in quell'immenso continente, una parrocchia condivisa anche col Padre Lino, no? Immensa, no? Certo. Le difficoltà dell'incontro, del cercare di essere, di vedere che nonostante tutto è sempre poco quello che tu puoi fare, però lo fai con entusiasmo. Ecco, però l'incontro è possibile. Certo. Se c'è l'impegno, il desiderio naturalmente di farlo. Senza dubbio, perché bisogna cercarlo. Ecco, a questo proposito mi piacerebbe raccontarvi una storia che riguarda due ragazzi italiani, Daniela Biocca e Stefano Battain, che si sono conosciuti nel 2014 a Wau in Sud Sudan, sono cooperanti di una ONG, poi si sono sposati e hanno deciso di fare un viaggio di nozze sociale, potremmo dire, alla ricerca di voci coraggiose, un viaggio che è durato 266 giorni, ha attraversato 20 paesi e l'idea era quello di andare ad incontrare persone che con tenacia affrontano i problemi che li riguardano, come la privatizzazione dell'acqua, politiche agricole nocive, lo sfruttamento minerario e della terra, che appunto è un aspetto che riguarda il primo capitolo del documento del Sinodo, che infatti non tace quelli che sono i problemi che feriscono la regione panamazzonica. Lo scorso anno li abbiamo incontrati a Sesti Levante, li abbiamo ricontattati, in questo momento vivono a Londra, e quindi andiamo a sentire un primo aspetto, ecco, di quello che loro ci hanno raccontato, una storia. Loro raccontano proprio di chi lotta per la terra, che porta appunto speranza a noi. Ecco, andiamo a vederlo. Parlando con Vanessa in California, abbiamo capito che dobbiamo considerare molto, molto bene la nostra posizione di privilegio all'interno di un sistema globale, e dobbiamo riscoprire quello che è la solidarietà umana, che è messa a rischio da politiche di sfruttamento, di accumulo e di sperpero, che non solo mettono a rischio le risorse naturali, gli ecosistemi e la natura in sé, ma rischiano di deteriorare quelle che sono le relazioni umane, soprattutto prima fra tutte quelle della solidarietà. Dobbiamo conoscere e capire i movimenti sociali, che molte volte sono criminalizzati, e prendere ispirazione dalle loro azioni e dai loro pensieri, e prendere in considerazione come noi possiamo prendere parte a questo movimento globale. E ripensando al nostro incontro con Oscar Oliveira, il leader del movimento in difesa dell'acqua e della vita di Cochabamba in Bolivia, ci ha detto come, secondo lui, la paura nasce quando disvalori come l'apatia, l'individualismo e la rassegnazione si impongono nel nostro animo. Quindi come si supera la paura? Come manteniamo un cuore aperto? Come evitiamo di indurirci? Beh, sicuramente bisogna recuperare i valori della partecipazione, una partecipazione piena, della generosità, dell'umiltà e della condivisione. Solo così possiamo superare la paura, evitare l'indurimento del cuore e cambiare le cose giorno dopo giorno insieme con allegria e speranza.
Ecco, Daniela e Stefano portano avanti un progetto che si chiama Alternative, che gioca con le parole terra, rispetto per la terra, ma anche scelte appunto alternative. Per esempio, Padre Lino, a volte nel sentire appunto questa mancanza di attenzione nel confronto della regione panamazzonica e soprattutto da parte delle istituzioni e dei governi, la ferisce questo anche per aver conosciuto le persone che vivono lì e che hanno certamente bisogno di altro. Cosa ne pensa? Sicuramente no, questo che si è un po' toccato parlando dell'armonia, penso che dopo tanti secoli dovremmo un po' imparare da loro come vivere in queste terre, no? Perché l'armonia, giustamente, come diceva Nantabe, consiste in rispettare prima di tutto la persona, quindi armonia con le persone, poi con la natura e poi con il grande spirito, come chiamano loro, perché se non c'è questa armonia completa non si può vivere in pace e quindi non rispettiamo più né le persone, meno ancora la natura, e distruggendo la natura, distruggendo l'albero, come dicono giustamente gli indios, muore anche l'Amazzonia, muoiono anche gli indios. Siamo sempre in collegamento con Roma, con la biblista Rosanna Virgili. Ecco, le volevo chiedere questo. Oggi l'invito è certamente a conoscere di più la parola, a passare del tempo a meditare. Certamente il Sinodo è anche un'occasione per fare, come dire, un passo indietro, perché forse quello che abbiamo fatto fino adesso non basta più. È così secondo lei? Non basta più, nel senso che il Sinodo riconosce la grande generosità, l'impegno dei missionari e parla di martiri. Io stessa ho una sorella che vive adesso in Amazzonia con le suore di Madre Teresa di Calcutta e quindi insomma è stato fatto tanto, credo, i missionari veramente e le missionarie anche, no? Tante donne che hanno affrontato tantissime difficoltà, anche insomma rischiato e continuano a rischiare per questa alleanza proprio, no? con il popolo, con i tanti popoli, con il mondo, dell'Amazzonia. Però la storia naturalmente va avanti, quindi l'impegno bisogna sempre rinnovarlo. E c'è una parola che colpisce molto appunto sempre nel primo capitolo del documento ed è la parola dolore. Dolore tra l'altro al plurale, i dolori dell'Amazzonia. Mi sembra davvero il segno di una Chiesa molto sensibile e che quindi quando si sente il dolore dell'altro vuol dire che si è sulla strada giusta, perché la fede cristiana è innanzitutto un affinamento della sensibilità umana per l'umano, c'è un Dio che si fa uomo perché sente il grido proprio dei poveri. La Bibbia è fasciata dal grido dei poveri, Dio scende sulla terra perché ascolta il grido dei poveri, quindi davvero questa Chiesa che è così, no? Così capace adesso, almeno nelle parole, di ascoltare, di sentire i dolori e di vedere e accorgersi, diciamo, delle violenze che sono all'origine di questi dolori e quindi anche di fare certamente quantomeno perché no, gran parte diciamo della Chiesa che ha iniziato il rapporto con l'Amazzonia viene dall'Occidente. Ecco, c'è anche un po' di autocritica, mi sembra, rispetto all'Occidente, a come sì, la vita di questi popoli sia stata snaturata. Qui ci sono delle denunce molto precise, quindi sentire il dolore dell'Amazzonia e prendersene appunto cura è un po' un debito che l'Occidente ha e quindi perché no anche la Chiesa. Sì, le denunce che vengono fatte sono molto, molto forti, molto chiare, no? Il narcotraffico, l'alcolismo, la tratta, la privatizzazione dei beni naturali, cioè queste sono responsabilità che insomma io dico l'Occidente perché adesso no, per semplificare una categoria che può illuminare su questo, cioè in fondo tanti dolori dell'Amazzonia sono anche stati indotti da un rapporto tra chi no, appunto ha svelato questo mondo, ha anche occupato questo mondo
e il mondo e la gente che lì viveva e che continua a vivere, ma davvero anche straziata. Ecco, andiamo a riascoltare Andrea Tornielli, il terzo contributo. Manuela Castello gli ha chiesto perché oggi c'è, nonostante tutto, la necessità ancora di dover tornare a parlare dei poveri e dell'attenzione che la Chiesa deve avere nei confronti dei poveri. Lo ascoltiamo così poi ne parliamo in studio. Perché non è mai scontata quello che il Papa ha ricordato a conclusione del Sinodo, ossia la necessità di ripartire dai poveri? Perché è sempre necessario ribadire questo nella Chiesa di oggi? Ma io credo che il Papa insiste su questo perché vede l'esigenza, perché noi viviamo in un mondo dove le sacche di povertà sono aumentate, gli scartati, come ama dire il Papa, aumentano, giovani, anziani, in tante aree del mondo e anche nelle nostre terre dove eravamo da decenni meno abituati a riscontrare certi fenomeni. Non è scontato ripeterlo, però quando il Papa lo fa, non lo fa mai a partire da un punto di vista semplicemente sociologico o semplicemente come un fenomeno sociale. È interessante il fatto che il Papa spieghi sempre che questa attenzione verso i poveri innanzitutto c'è nel Vangelo, c'è nella predicazione di Gesù ed è così essenziale per il messaggio cristiano che Gesù stesso ci ricorda che noi saremo giudicati per come ci siamo comportati nei confronti dei nostri fratelli che avevano fame, avevano sete, non avevano di che vestire, erano carcerati. Eccoci di nuovo in studio. Ricollegandomi alle parole della dottoressa Virgili, mi veniva in mente una frase pronunciata dal Papa nella messa conclusiva, dopo le 3 settimane di Sinodo, dove invitava le persone che stanno studiando per diventare sacerdoti o comunque seminaristi così, a fare almeno un anno di missione, ma non di visita, proprio missione nel vero senso della parola. Posso chiedervi allora che cosa ne pensate, Padre Lino? Sicuramente è una cosa necessaria, una cosa molto utile. Dipende molto però dalle disposizioni, dal perché si va, no? Perché la missione ti obbliga all'incontro con l'altro e l'incontro con l'altro ti fa cambiare molti atteggiamenti, ti fa anche tagliare certe necessità che tu hai imparato o ritieni necessarie. Quindi è utile alla formazione? Sicuramente, più che utile. A lei come l'ha cambiata, per esempio, l'incontro con queste persone? Ha cambiato aiutandomi molto a ritornare un po' sull'essenziale, lasciare da parte tante cose che alla fine sono un peso. È proprio come dice il Vangelo, chi mi vuole seguire deve abbandonare tante cose, perché altrimenti se vai con tanti zaini, con tante cose dentro, e qui penso che sia utile un po' l'esperienza con Aidenama che leggendo i libri sui Witoto, lui sempre sul fiume mi dice: guarda, se vuoi vivere qui in mezzo a noi, prendi sti libri e buttali nel fiume, perché siamo noi i libri che ti possono insegnare. Effettivamente è questo, noi andiamo piuttosto dietro qualche cosa di materiale, mentre l'incontro con l'altro è in profondità, bisogna conoscere veramente chi è dal profondo, che cosa pensa e quali sono i suoi sentimenti. Rivolgo la stessa domanda allora a Padre Saverio, anche lei cosa ne pensa e la sua esperienza qual è stata in questo campo? Beh, la mia esperienza direi favolosa, no? In questo senso, perché non avrei mai pensato, certo con uno sforzo, perché uno ha una formazione, una struttura che poi dopo all'atto pratico la devi vedere, no? Concretamente. E qui posso citare un aneddoto però che mi tocca da vicino, vissuto personalmente quando nell'ottobre del 74 a Roma, no? Eravamo 120 missionari e Sua Santità Paolo VI, ora San Paolo VI, ci ha accolti e ha voluto consegnarci il crocifisso nella Basilica di San Pietro. E ricordo come se fosse ieri che mi consegnò il Cristo, mi ha messo 2 mani sulle spalle e mi ha detto: Padre Saverio, vai e annuncia Cristo, guardati da te stesso, non te stesso, che l'importante è un altro, è un'altra cosa. E quindi ho cercato di capire cos'è quest'altra cosa,
parte Cristo naturalmente, che ci mancherebbe altro. Se non ti fai, se non cali, se non vivi, cosa fai? Certo. Ecco, dottoressa Virgili, al convegno diocesano aveva, forse anche un po' scherzosamente, però aveva quasi invitato anche, come dire, i seminaristi e comunque le persone che stanno studiando, ecco, questa strada a studiare altre materie per allargare, come dire, tutti gli orizzonti. Allora questa indicazione del Papa potrebbe rientrare proprio in questa dinamica? Sì, infatti quando io ho sentito questa indicazione del Papa, guardi, ho gioito tantissimo, perché sono anni che dico, io insegno da 24 anni appunto in una facoltà teologica, e da tanti anni dico proprio ai rettori, no, raccomando, ci vorrebbe proprio almeno un anno prima dell'ordinazione sacerdotale di missione. Ma perché davvero è importante? Non so, io mi rifaccio sempre un po', no, allo sguardo biblico su queste cose, e quando appunto, no, Israele si trova schiavo in Egitto, grida e la mossa, il primo modo di rendersi presente del Dio dell'Esodo è quello di scendere, cioè lui si trova nell'alto dei cieli, e per capire la portata, per sentire cosa ci fosse dentro questo grido, da quale situazione partisse, egli scende proprio, no? C'è una kenosis dell'Esodo, diciamo, che anticipa quella poi di Gesù nel Nuovo Testamento, e vede, guarda la miseria del suo popolo. Davvero questo come dire, questo schema è tipico della fede cristiana e di tutta la fede biblica. Il Dio dei cristiani è un Dio, appunto, l'incarnazione stessa è un abbassamento, cioè un prendere carne, un prendere esperienza, quello che diceva il padre poc'anzi, no? Butta via i libri, nel senso che sono cose astratte, no? Lì che tu puoi trovare, e prendi la carne, cioè della persona che ti sta davanti. Questo è quello che ha fatto Dio nella Bibbia. Un'altra bellissima immagine è quella di Gesù, appunto nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, che si spoglia, no, nudo, praticamente si cinge solo di un grembiule e lava i piedi ai suoi apostoli. È un gesto che ha una forza anche simbolica incredibile, per cui i ragazzi, questi giovani che appunto, no, vogliono giustamente, sentono questa vocazione a diventare sacerdoti eccetera, spesso appunto non sanno che significhi veramente poi essere sacerdoti, perché magari così lo interpretano più come un modo per realizzare se stessi eccetera. Noto una grande autoreferenzialità anche da parte appunto dei giovani seminaristi, ecco, e quindi è davvero importantissimo. Questo sinodo dà un grande messaggio circa appunto la formazione, proprio adesso parliamo dei seminaristi e dei sacerdoti, ma io direi di tutti i cristiani. Certo, infatti il desiderio alla missione riguarda tutti. Più volte anche il nostro vescovo invita a pensare alla missione come qualcosa che si può fare, come dire, anche sotto casa, non serve, come dire, macinare chilometri, ecco, in giro per il mondo. Allora, a questo proposito andiamo a vedere il primo contributo, un'intervista al cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, che è stato tra i 184 padri sinodali che appunto hanno partecipato a Roma con Papa Francesco. Le colleghe del cittadino di Genova gli hanno chiesto appunto come si può essere missionari oggi qui. Allora andiamo ad ascoltarlo. In che modo si può essere missionari anche qui, anche in zone lontane, ecco, dall'Amazzonia? I modi di fare possono essere anche quelli di sempre. La nostra vita delle parrocchie, le iniziative, le attività, gli orari, le novene, via discorrendo, le feste, soprattutto la domenica. Le associazioni, i gruppi. I modi possono essere anche quelli di sempre oppure anche dei nuovi. Non è questo il punto principale. Questo semmai è un grave errore pensare questo, perché si perde il punto di vista principale, perché il primo modo per essere missionari è una consapevolezza, una duplice consapevolezza. La prima, la grazia, la straordinaria grazia che abbiamo ricevuto, che è il dono della fede. Questo non è scontato, che noi cristiani lo viviamo, questo dono, come qualcosa di straordinariamente bello e grande, anziché di qualcosa di scontato e addirittura di banale. Seconda condizione è essere consapevoli che
noi sacerdoti, i credenti, nella famiglia, nel mondo del lavoro, per la strada, nel tempo libero, avvicinando tante persone, queste persone tutte quante hanno, come noi abbiamo bisogno, di risentire il messaggio del Signore, che non vuol dire necessariamente predicare chissà cosa o avere chissà quale formazione culturale o teologica, no, vuol dire semplicemente lasciar trasparire la gioia sul nostro volto della nostra fede, di essere cristiani. Ecco, le posso chiedere, dottoressa Virgili, che cosa ne pensa di queste parole e anche che attenzione dovrebbero avere, secondo lei, comunque le congregazioni o gli ordini religiosi e così le diocesi, ecco, nel compiere questo passo di cui parlavamo prima? Dunque, che la Chiesa sia missionaria è proprio nel suo DNA, quindi sicuramente no? Tutto ciò che dice il Cardinale Bagnasco è assolutamente vero, nel senso che c'è già sempre, no, una gioia da portare, è una testimonianza di fatto la fede cristiana. Quello che posso dire a proposito di uno scendere proprio, no, verso l'altro, che si può assolutamente fare anche qui, insomma non occorre andare in India, una volta si diceva, poi adesso l'India non è più un paese povero, ma in missione intesa in senso tradizionale. È vero, certamente, quello che posso notare negli ultimi anni soprattutto è proprio un imbarbarimento della vita sociale, per cui noi, no, viviamo in palazzi dove ci sono 30 famiglie o insomma 30 appartamenti, ma c'è una solitudine immensa, cioè non c'è il rapporto. C'è un libro appunto di un famoso autore, insomma, che io stimo molto, si chiama Luigi Zoia, che si intitola La morte del prossimo, cioè lui dice che nella nostra civiltà, soprattutto appunto qui da noi in Europa, in Occidente, nei paesi più ricchi, non esiste più neanche il prossimo, nel senso che proprio davvero la gente cammina, si incrocia ma non si guarda in faccia, quindi c'è davvero un tessuto di legami, di relazioni, di simpatia, di accoglienza, di interesse verso l'altro che bisogna ricostruire in Occidente, qui dove viviamo noi, diciamo, nelle nostre città, in Italia. Direi che davvero forse più che in Amazzonia noi abbiamo bisogno qui di ritrovare davvero l'umano, perché la scristianizzazione di cui si parla ormai da decenni della nostra civiltà oggi si misura proprio sulla disumanizzazione, nel senso che davvero non c'è più solidarietà, la gente appunto vive soprattutto con i cani, preferisce o è costretta a farlo, quindi che dire, il rapporto con un mondo così lontano, come può essere, no, perché io non sia stato mai in Amazzonia, però ci tocca lo stesso, perché non esclude, no? Come dire, vivere nella realtà, diciamo, contingente, vicina, non esclude più oggi il contatto con i lontani, perché comunque tutti usiamo mezzi di comunicazione che ci portano continuamente anche, no, a vedere, a sapere, a conoscere quello che si vive, non so, in America, in Brasile o in altre città del mondo, in altri luoghi del mondo rispetto ai nostri. Ecco, questo dato che lei diceva proprio della mancanza di questo incontro col prossimo, questa disumanizzazione, è certamente un aspetto preoccupante che viene fuori dal Sinodo e non solo. Ecco, posso chiedervi, padri, che cosa vi sembra, ecco, di quello che vedete della società di oggi rispetto a questa esperienza missionaria che vi avete vissuto, e quindi anche quali consigli portate, padre Lino? Io penso che Levinas, che è uno scrittore, c'entri molto dicendo così, che noi dobbiamo cambiare in Occidente quello che è tipico nostro, l'egolatria, cioè ci sono io. Lui dice: finché non si passa al tu non c'è mai un incontro, perché quando c'è il tu allora nasce una relazione, cioè nasce l'altro.
Noi facciamo molta difficoltà ancora in Occidente a avere questo incontro dove c'è qualcosa in comune, ma dove c'è anche qualcosa che ci distingue. E la ricchezza è proprio questa, incontrare l'altro, io mi arricchisco di quello che l'altro ha che non ho. Però se io do importanza al mio io, chiaramente l'altro resta sempre uno scartato e quindi impedisce questo incontro, questo dialogo. Padre Saverio? Sì, confermo quello che è il pensiero di Padre Lino, no? E in questo momento stavo pensando, proprio pochi giorni fa, durante il Sinodo, che parlavo con un gruppo di giovani, no? E quindi accennavo questa situazione, no? Questa situazione di tanti indios, no? In Brasile particolarmente, che vengono eliminati, che vengono cacciati, che viene bruciata la foresta, eccetera, eccetera, no? E uno di questi mi disse, per 4 indios. E dico, scusami, ma guarda che l'indio sei tu, capisci? Se non prendiamo coscienza di questo, sì, domani toccherà a noi. L'abbiamo vissuto, il Padre Lino può confermare quante situazioni con la guerriglia, con il narcotraffico, eccetera, no? E con difficoltà enormi, però cercando sempre di vedere. È uno sforzo che non è facile, però se non fai questo corri il rischio di perdere tempo. Allora, su questo tema torniamo ad ascoltare Andrea Tornielli, il quarto contributo, proprio sulla necessità della missione, di tornare in missione, vista appunto come desiderio del cuore, non come una strategia. Sentiamo questa spiegazione. Ecco, lei ha scritto in un suo editoriale della necessità, appunto, sottolineando la necessità di un nuovo slancio missionario, ma non come strategia di marketing, diciamo così, missionario. Che cosa intendeva? Qual è dunque l'urgenza in questo auspicio che anche il Papa ha ribadito, insomma, di tornare ai poveri dal punto di vista proprio missionario? Il Papa ha appena scritto un bellissimo libro intervista che si intitola Senza di lui non possiamo far nulla, una conversazione con il giornalista Gianni Valente, lo pubblica la libreria editrice Vaticana. È un piccolo libretto ma veramente denso e bellissimo, nel quale il Papa Francesco spiega che la missione è nella natura della Chiesa. La Chiesa o è missionaria o non è. La Chiesa, come usa dire il Papa, o è in uscita per annunciare il Vangelo o non ha ragione di esistere, non può esistere. Dunque questo è un primo dato. Quando anch'io ho scritto e ho sottolineato, come peraltro il Papa già aveva fatto, che la missione non è frutto di una strategia di marketing, è perché talvolta anche noi possiamo rischiare di credere che il successo della missione, se si può usare questo termine che è sempre sbagliato, dipenda da il quanto noi a tavolino ci siamo messi a pensare come essere missionari, quanto siamo stati smart, bravi a usare i nuovi mezzi di comunicazione, quanto è basato sulle nostre strategie. Il fatto è che la missione la fa lo Spirito Santo e dunque il cristiano è missionario quanto più dà spazio allo Spirito Santo, dà spazio a Dio, lascia che sia Dio ad agire, lascia che sia poi la vita trasformata, la testimonianza di vita a diventare appunto testimonianza che interessa, che fa percepire la bellezza della vita e dunque che può incuriosire o avvicinare le persone. Non siamo noi che convertiamo, è sempre Dio che converte i cuori, i suoi tempi e le sue strade sono conosciute solo a Lui e noi siamo tutti servi inutili. Pensare che la missione dipende dalle nostre capacità di marketing è un grandissimo errore, anche perché la Chiesa, come ama sottolineare Papa Francesco, riprendendo una frase importante del suo predecessore Benedetto, la Chiesa cresce per attrazione, non per proselitismo. Che cosa significa? Attrazione significa che non è perché tu ti sei messo in testa di fare un bel discorso o hai pensato a qualche strategia comunicativa che il Vangelo passa. Il Vangelo passa se i cristiani lo vivono. Se lo vivono, non se lo dicono, e se lo vivono nei loro rapporti, nel modo con cui usano il tempo, nel modo con cui si vogliono bene, se testimoniano che il cristianesimo è vivo. Questa è la missione. Ecco, dottoressa Virgili, venendo alla conversione ecologica, intanto possiamo spiegare che cosa vuol dire conversione ecologica integrale, proprio in termini di fede per la Chiesa?
Sì, dunque la conversione ecologica integrale penso che Papa Francesco l'abbia davvero spiegata in maniera magistrale, completa anche, mi permetterei di dire, nella Laudato Si. È quell'atteggiamento appunto che che si occupa, per cui appunto si guarda una cura di tutta l'esperienza, diciamo, che l'umano fa del mondo, perché non si occupa soltanto delle questioni che riguardano le emissioni, oppure no, la desertificazione, eccetera, cioè che riguardano l'inquinamento, no, che si riversa sugli elementi naturali, ma anche proprio la giustizia, l'equilibrio, diciamo, che ci deve essere, no, tra le varie parti del mondo, e soprattutto appunto la distribuzione equa dei beni del mondo. Quindi qui è stato ripreso proprio, credo, tanto di quello che noi abbiamo potuto leggere nella Laudato Si. Quando si parla di conversione ecologica si parla appunto di impegno contro la violazione dei diritti umani, contro appunto il diritto di anche godere dei beni della terra dove le persone sono nate, e quindi significa coltivare proprio un impegno anche molto, molto, no, forte, molto critico nei confronti di chi invece appunto devasta le terre, nella fattispecie dell'Amazzonia. Ecco, tra l'altro il Papa introduce proprio la definizione di peccato ecologico, proprio nel parlare di queste azioni commesse contro il prossimo. Come la trova questa definizione? Esatto, questa definizione per me è, insomma, davvero, come dire, coglie tutto quello che è, no, l'essenza e anche l'orizzonte più giusto, diciamo, quando parliamo di ecologia, perché magari prima della Laudato Si credo che, non so, anche il modo in cui tante associazioni difesa della natura, eccetera, quando parlavano di ecologia si riferissero appunto soltanto alle questioni, diciamo, che riguardano il rapporto con la natura e magari appunto l'inquinamento prodotto dalla civiltà industriale, eccetera. E invece Papa Francesco proprio ha aperto, no, un orizzonte molto più vasto e per cui la difesa della vita in generale, quindi riguarda appunto la difesa dell'adolescenza, della vita umana in tutti i suoi momenti, eccetera, sono ecologia appunto integrale, e quindi il peccato contro la vita è un peccato ecologico. Il peccato ecologico è anche appunto violare il diritto all'acqua potabile. Ecco, è molto, davvero, questa è stata una grande, per me, intuizione, un'apertura grandissima che Papa Francesco, no, ha dato, credo, alla cultura occidentale in generale. A proposito di ecologia, quando appunto ha introdotto quella categoria di ecologia integrale. Ecco, colgo l'occasione per tornare sui ragazzi che abbiamo conosciuto all'inizio, Daniela Biocca e Stefano Battain, che ci hanno inviato un altro video, sempre da Londra, dove adesso vivono, che dopo una piccola premessa ci raccontano alcune esperienze vissute in Sud America, in particolar modo in Ecuador, dove si sono trovati al contatto con alcune situazioni che oggi appunto potremmo definire peccato ecologico. Per fortuna però ci sono anche dei movimenti di persone che cercano di salvare con le loro tradizioni. Lo andiamo a sentire. La nostra conversione è stata una conversione verso un amore ancora più profondo per il pianeta Terra. Abbiamo infatti capito con ancora più consapevolezza che viviamo su un pianeta meraviglioso, davvero straordinario, ma anche che ci sono forze potenti che per il profitto di pochi e l'accumulo delle ricchezze lo sta distruggendo e mette a rischio le risorse naturali, la cultura e le comunità locali. Abbiamo anche però visto, e questo ci dà molta speranza, che ci sono tante persone che giorno dopo giorno, con coraggio e speranza, resistono a questo sfruttamento indiscriminato e costruiscono mondi migliori.
In America Latina possiamo iniziare sicuramente con il nostro incontro con le comunità zapatiste in Chiapas, Messico, che dal 1994 stanno costruendo la loro autonomia sociale, economica, politica, in resistenza alle politiche predatorie dello Stato messicano e in difesa del loro territorio, delle loro foreste, della cultura indigena maya. E questo è sicuramente un caso probabilmente conosciuto e famoso, ma che ci ha colpito molto. Spostandoci in Ecuador abbiamo incontrato un movimento indigeno di resistenza contro l'estrattivismo minerario nella zona di Cuenca, in particolar modo dell'estrazione dell'oro. È una miniera che è stata fermata grazie alla resistenza popolare e che avrebbe inquinato le falde acquifere, danneggiato l'agricoltura e che grazie alla mobilitazione indigena non ha avuto luogo e sta permettendo a queste comunità di continuare con lo stile di vita che loro vogliono. Mentre se parliamo del Cile abbiamo visto come c'è una grande mobilitazione popolare nella valle del Maipo, dove un grandissimo progetto di sfruttamento idroelettrico con la costruzione di dighe che avrebbero danneggiato il ghiacciaio e tutta la valle del Maipo è stato rallentato per il momento grazie alla mobilitazione e alla solidarietà a livello nazionale di popolazioni che si sono riunite, hanno messo insieme ingegneri, gente giovane, gente più esperta e così hanno lottato e difeso l'acqua del fiume Maipo. Torniamo in studio, padre Lino Tagliani, chiedo anche a lei se ha una storia così da raccontare proprio legata a questi temi di cui parliamo, alla conversione integrale. Ma sicuramente l'Amazzonia, almeno quella che ho conosciuto io, quella colombiana e quella equatoriana, è legata soprattutto a due grandi problemi, quello dei coltivi di coca, soprattutto nella Colombia, e quello dello sfruttamento del petrolio nell'Amazzonia in Ecuador. Quindi questi sono due problemi gravissimi perché per i coltivi di coca chiaramente tutti gli inquinanti che ci sono per elaborare le foglie di coca e far saltare fuori la cocaina sono 12 processi chimici e tutta questa porcheria poi va a finire nei fiumi e tutto il resto delle foglie inquinate resta un po' nella foresta, quindi a danno della foresta e a danno delle popolazioni che vi abitano. E lo stesso succede per la perforazione del petrolio nell'Amazzonia equatoriana, dove giustamente anche qui gli elementi inquinanti vanno a finire tutti nei fiumi, quindi a soffrirne sono le comunità indigene dove effettivamente hanno anche delle malattie, delle infezioni tremende. Ecco, voi siete missionari della Consolata, nelle scorse settimane durante il Sinodo sono passati a trovarci due vescovi del Colombia, missionari della Consolata a loro volta, si tratta di Monsignor Joaquim Humberto Pinzón e Monsignor Francisco Javier Munera, che hanno partecipato al Sinodo con Papa Francesco, li abbiamo intervistati e andiamo a sentire allora questo contributo, prima di parlare poi anche con Padre Saverio. Na vazante do rio, todo si põe ao plantio. Oggi sono forse i popoli e i giovani dappertutto che ci stanno ricordando a tutti che non possiamo continuare a sfruttare senza renderci conto che dobbiamo curare, dobbiamo proteggere, dobbiamo sostenere un livello di vita diverso. Pensiamo che le risorse dell'umanità sono illimitate, no? Il Papa ci ha ricordato, guardate, sono limitate e dobbiamo avere conto che i poveri e la terra grida perché non resiste più uno stile di vita come quello che stiamo portando avanti in tutto il mondo, in un'economia dello sfruttamento. Penso che il modello economico che stiamo portando avanti ci porta di solito a scartare, ci porta
a fare tante cose che non gli fanno del bene alla natura, all'opera della creazione. E penso che sia una chiamata che è stata fatta a tutte le persone a prendersi cura di ciò che dobbiamo fare, un nuovo stile di vita che ci porti a prendersi cura dell'opera della creazione. Eucaristia, cosmo da ecologia integrale. Appartengo a una realtà missionaria, una chiesa, dove poi sfortunatamente c'è stato un deforestamento, la tala degli alberi per fare dei grossi allevamenti, e quindi abbiamo distrutto molto i nostri contadini provenienti da altri posti della mia stessa Colombia, anche per la situazione della guerra, quindi abbiamo una responsabilità anche noi troppo grossa. E poi il lavoro di portare il Vangelo di Gesù Cristo al cuore di tutti noi, che ci porti a un vero cambiamento di vita. Che consiglio si può dare per vivere nel piccolo, nella vita quotidiana, ecco, un messaggio di rispetto dell'ambiente, di ecologia integrale? Sì, penso che una parola molto bella del Papa: meno e di più, cioè dobbiamo consumire di meno, dobbiamo pensare a condividere di più, ad accumulare di meno e a pensare agli altri, ai poveri, e anche a guardare il creato, la casa comune, come una madre, come una sorella, proprio come ci ricordava Francesco d'Assisi. Cambiare abiti di vita, cercare di riciclare, evitare tanto l'uso della plastica e di tante cose che ci portano alla distruzione. Ma anche penso che sia un invito a pensarci come stiamo usando le energie, il telefonino che usiamo, la luce che a volte sprechiamo. Sono cose che penso che se tutti noi ci prendiamo veramente cura, contribuiamo con qualcosa. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato si è Francisco. Ancora in diretta stiamo per toccare gli ultimi aspetti del Sinodo, come il ruolo della donna, il diaconato permanente. Adesso chiamerò in causa di nuovo la dottoressa Virgili. Prima però, per chiudere questa pagina, rivolgo la stessa domanda a padre Saverio. Anche lei appunto se ha una storia legata a questo tipo di aspetto. Sì, io sono stato testimone qualche anno fa, adesso naturalmente gli anni sono passati e purtroppo costato, e la voce che abbiamo ascoltato dei nostri cari vescovi in Colombia confermano questo, no? E tutte le notizie che ci arrivano sono sempre più preoccupanti. Allora non ci rendiamo conto del pericolo che stiamo vivendo, no? Noi possiamo accontentarci della nostra vita, della nostra situazione, però il futuro, se ce lo distruggiamo, come mi diceva un capo Witoto, no? Guarda che se non senti la natura, se non partecipi alla natura, se non aiuti la natura a crescere, sarai tu che morirai prima della natura. Quindi bisogna darsi da fare. Certo, fa riflettere. Allora, dicevamo appunto l'ultimo aspetto, quello che viene definito il capitolo quinto, no, del documento finale del Sinodo, il ruolo della donna intanto. Tanto un tema, ecco, dottoressa Virgili, che lei aveva toccato proprio al convegno diocesano, era una delle parole che facevano da filo conduttore del percorso. Il Sinodo chiede proprio che la voce delle donne sia ascoltate, che siano consultate, che partecipino in modo più incisivo anche alla presa di alcune decisioni. Ecco, ci può spiegare questo, che importanza può avere nell'ambito della Chiesa, che si interroga, ecco, proprio su questo aspetto? Sì, ma intanto ecco, anche qui diciamo c'è una continuità con il primo grande documento che Papa Francesco ha scritto, cioè l'Esortatio Evangelii Gaudium, dove ha aperto alla ministerialità della donna, specialmente negli ambiti dove si prendono le decisioni. Lui scrive nell'Evangelii Gaudium
denuncia appunto una ancora scarsa proprio non tanto presenza fisica, diciamo, della donna nella Chiesa, quanto proprio di avere dei carismi riconosciuti e quindi poi dei ministeri affidati. E credo che davvero questo sinodo sia stato, e spero che davvero venga sfruttato come tale, cioè come occasione per riflettere su quella che nel capitolo quinto viene definita l'ora della donna. Ecco, a me viene in mente appunto che l'ora della donna è già nel Nuovo Testamento, insomma, quando l'angelo Gabriele va da Maria a Nazareth. Quello davvero no? È stato un primo grande momento in cui la donna, nel corso dello sviluppo del tempo della salvezza dalla religione di Israele, la religione dei giudei in poi, davvero è stata segnata, no? Proprio come l'ora dell'avvento del cristianesimo. Ma appunto, venendo proprio alle questioni concrete di cui qui si parla, cioè quello che è scritto è molto importante, perché il sinodo chiede che la voce delle donne sia ascoltata, che siano consultate, che partecipino in modo più incisivo alla presa di decisioni. Ecco, questo che significa appunto? È il ruolo così del governo, perché chi prende le decisioni è il governo. E allora questo però appunto porterà con sé poi il riconoscimento di ministeri, perché insomma o l'attribuzione di ministeri alla donna, perché ministero significa appunto servizio e quindi facoltà di poter svolgere questo servizio. Ecco, fa discutere tra l'altro l'aspetto del diaconato permanente per le donne. Sì, ma è una novità nell'ambito della Chiesa oppure no? No, cioè nell'ambito della Chiesa biblica no, perché c'erano delle diacone. Però appunto il diaconato è un ordine che viene poi con la dogmatica cattolica, insomma è un'altra cosa rispetto alla scrittura, però certamente nei testi del Nuovo Testamento ci sono delle così chiamate diaconesse, cioè la famosa Febe, che aveva tra l'altro appunto citata all'inizio dell'ultimo capitolo delle Lettere ai Romani, che evidentemente aveva, oggi si pensa questo, insomma si interpreta così, davvero un ruolo di governo nelle comunità che lei diciamo in cui lei agiva. E quindi però ecco sappiamo bene che ancora pur essendo stata nella nostra Chiesa cattolica, insomma pur essendo stata istituita una commissione di studio sul diaconato delle donne, però appunto ancora non ci sono risultati chiari. Papa Francesco infatti ha detto proprio anche in occasione di questo sinodo di cui stiamo parlando che stiamo attendendo i risultati degli studi di questa commissione. Io mi auguro che possa venire fuori qualcosa di concreto, soprattutto davvero per i paesi come l'Amazzonia, cioè per tutte quelle situazioni in cui intere comunità hanno solo delle suore presenti, e parlo di donne che conosco anche assolutamente personalmente, sono tante. E il fatto che non possano davvero svolgere insomma dei servizi che sono essenziali alla vita spirituale e direi persino alla salvezza, perché pensiamo forse questo anche un pochino ci porta un po' fuori dal discorso del diaconato, però la confessione, quindi il sacramento della riconciliazione, risulta da tante esperienze missionarie che le suore appunto ascoltino la confessione dei cristiani, dei battezzati di tanti paesi dove non ci sono sacerdoti e non possano appunto poi dare l'assoluzione. Però questa è una grande responsabilità che la Chiesa assume, di lasciar magari morire delle persone senza l'assoluzione. Per noi che conosciamo la dogmatica sacramentaria questa è una cosa molto grave, perché insomma la Chiesa deve riflettere su questa responsabilità di lasciare appunto senza una vera apertura di salvezza, che è per noi l'assoluzione dopo nel sacramento della riconciliazione, a persone che hanno riconosciuto, confessato i propri peccati. Quindi
Ecco, su queste parole che diceva c'è proprio una bellissima spiegazione proprio sul ruolo della donna che abbiamo chiesto ad Andrea Tornielli. Allora ve la faccio ascoltare. Qual è allora il ruolo delle donne, così come è emerso dal Sinodo in questo senso? Quello che è emerso dal Sinodo è l'esperienza veramente edificante, bellissima, anche se nascosta, di tante donne, di tante religiose, che in questi paesi dell'Amazzonia, in queste zone dell'Amazzonia dove magari il sacerdote può arrivare soltanto una volta l'anno, 2 volte l'anno per celebrare l'Eucaristia, loro invece vivono con queste comunità e fanno tutto ciò che può essere fatto, battezzano, assistono come testimoni ai matrimoni e in qualche caso, come ha raccontato una bellissima testimonianza una religiosa, ascoltano in punto di morte le confessioni dei malati e dei moribondi. Ovviamente non possono dare la soluzione, ma sono lì ad ascoltare e a pregare, certi che Dio, se non c'è il sacerdote, Dio supplisce, viene ed è Lui a perdonare. Ecco, abbiamo la testimonianza di come un volto femminile della Chiesa in tante circostanze sia fondamentale, importante e sicuramente da valorizzare di più. Ecco, dottoressa Virgili, l'avevo interrotta perché quello che stava dicendo appunto si legava molto anche alle parole di Tornielli. Ecco, le condivide, immagino, ecco, una bella spiegazione proprio di questa presenza femminile all'interno di queste regioni, al di là poi di quello che può essere il dibattito sul diaconato o meno, ecco, però questa presenza certamente è importante. È una presenza assolutamente importante ed è numerosissima e veramente, insomma, ci deve toccare, la Chiesa si deve interrogare su come appunto, no, perché Tornielli dice Dio direttamente perdona, questo è vero, però è anche vero che i fondamenti della nostra sacramentaria dicono che è necessario invece il sacerdote che appunto faccia da mediatore per questa riconciliazione, quindi insomma c'è da un po' rielaborare anche la dogmatica sacramentaria, se non io parlo appunto perché sono docente di fondamenti biblici della sacramentaria e insomma queste sono questioni che comunque devono essere affrontate, ecco, devono essere un po' sviluppate. Proprio perché chiedo anche ai padri il loro pensiero appunto sul ruolo della donna nelle regioni dove sono stati e se avete delle storie che testimonino questa loro presenza. Iniziamo da Padre Lino. Sì, ma io penso gli ultimi anni chiaramente ho vissuto in mezzo ai waurani che non sono ancora cristiani. L'importanza della donna è fondamentale in questi popoli perché è un po' come la madre terra e quindi addirittura tra questi gruppi, i primi gruppi sono stati contattati nel 1956, ci sono ancora dei gruppi non contattati, addirittura venivano assalti per rubare donne perché senza la donna non c'è la vita, non c'è la continuità, quindi la donna chiaramente diventa anche colei che semina, che pianta perché è legata proprio alla vita. Però dentro questo, nelle comunità, le donne sono sempre quelle che collaborano e direi che questo è l'aspetto, diciamo, biblico, quello della collaborazione, quello dell'accoglienza, quello di fare un po' da ponte a volte quando ci sono problemi in questi popoli chiaramente che non hanno ancora ricevuto il Vangelo. Nelle altre popolazioni, per esempio tra i Witoto, ci sono catechisti e catechiste che effettivamente compiono veramente un ruolo importante nell'annuncio, ma soprattutto nel far passare questi aspetti di collaborazione, di comunità, di condivisione che sono tipiche delle comunità indigene. Padre Saverio? Sì, non posso non confermare completamente la vita vissuta del Padre Lino, no? E siccome abbiamo convissuto in quella immensa parrocchia, 50.000 chilometri o più, capisci, con oltre 100 villaggi e quindi sperimentando a più riprese la difficoltà dell'essere presenti, no? Ti senti anche impotente per poter giungere anche saltuariamente e lì il gioco forza, agire con tutte le forze, uomini, donne, giovani, no? Per poter essere presente, perché sennò corri il rischio di lasciare
perdere tutto. E ho conosciuto suore meravigliose, ho conosciuto anche un paio di dottoresse meravigliose, ho conosciuto mamme di famiglia che animavano il loro paesetto piccolo, eccetera, e hanno portato avanti, perché si stava anche a volte 1 anno, 2, senza poter essere presenti. E questo non è, però l'ubiquità fisica non c'è, no? Per cui l'importanza è tutto ciò che si può fare prima che si perda il tempo, perché è l'anima della comunità che viene fuori. Capisci? Tutto quello che ci siamo detti questa sera, tutti questi aspetti importanti, poi come arrivano alla nostra chiesa locale, si deve ripartire anche dalla formazione dei propri sacerdoti, quindi da una riflessione all'interno della chiesa. Sentiamo l'ultima intervista realizzata dalle colleghe del Cittadino con il cardinale Bagnasco, così poi chiudiamo. Le risposte sono, che abbiamo anche detto in Sinodo, sono innanzitutto la pastorale, una più efficace e convinta pastorale vocazionale. Non possiamo lamentarci che non ci sono i preti e poi non facciamo pastorale vocazionale, che vuol dire pregare per le vocazioni, come Gesù ci dice nel Vangelo, pregate il padrone della messe, e fare quelle iniziative, quelle attività, quella cura dei giovani che richiede una pastorale vocazionale. Secondo, una migliore distribuzione del clero. Migliore distribuzione, qui ritorno al contesto panamazzonico e non solo, perché nel mondo sacerdoti sono molti e questo è stato riconosciuto anche nell'ambito sinodale. E allora direi che la diminuzione, una certa scarsità del clero deve essere vista e vissuta come un'occasione che il Signore ci dà, la provvidenza ci dà, per essere più missionari, cioè più generosi nell'andare, i preti, i sacerdoti, i religiosi, nello spostarsi dalla propria diocesi o dal proprio continente e andare laddove c'è più bisogno. Quindi soluzioni localiste certamente non favoriscono la generosità e la circolazione del clero. Bene, allora da questa serata abbiamo raccolto tanti spunti di riflessione, tanti consigli, abbiamo sentito anche quest'ultimi. Allora, in conclusione, dottoressa Virgili, in un flash qual è il suo più grande auspicio, ecco, che possa muoversi dopo il Sinodo per l'Amazzonia? Il più grande auspicio è che appunto questo fascio di entusiasmo, di fede, di testimonianza proprio viva di Chiesa che viene dall'Amazzonia possa proprio inondare un po' tutta la Chiesa universale. E per noi che siamo qui appunto in Europa, che siamo così davvero bisognosi di una nuova evangelizzazione, credo che sia una grande opportunità. Quindi spero che questo sinodo, che è stato così aperto, così anche davvero alle ministerialità laicali, eccetera, ecco, possa rompere un po' la nostra chiusura, perché non so, a fronte di uno spirito che soffia così liberamente, sento anche le difficoltà che la nostra Chiesa un po' anziana, un po' nonna, come direbbe Papa Francesco, accusa. Quindi sì, spero veramente che non sia sprecato, ecco, tutto quello che è venuto e che da questo sinodo. Bene, grazie alla biblista Rosanna Virgili per aver accettato di partecipare e di essere rimasta collegata con noi, e buona serata. Grazie mille a voi. E saluto anche i padri, missionari della Consolata. Padre Lino, chiedo anche a lei un auspicio relativo a quest'area che lei ha vissuto per così tanti anni e sicuramente ha amato e che porta nel cuore. Sì, l'auspicio è che ci sia sempre questa armonia tra il grande spirito, tra la natura e tra l'uomo. Questa è la cosa più importante, perché allora viviamo tutti bene. Certo. Padre Saverio? Ci è arrivato un grande SOS da questo grido fortissimo, o lo accogliamo o se no sappiamo qual è la fine. E quindi è un dovere nostro che dobbiamo e che ci tocca a tutti. Nessuno deve sentirsi escluso, perché il grido dell'Amazzonia è il grido del mondo.
Bene, grazie, su questa frase ci lasciamo, grazie a Padre Lino Tagliani, Padre Saverio Garello, dei missionari della Consolata, per essere stati con noi. Con il Missione Mondo ci ritroviamo lunedì prossimo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.